Predisporre un metodo da mettere a disposizione del campo largo per stilare un programma realmente efficace per Nuoro. A dirlo ieri sera i rappresentanti territoriali PD nel corso di un'assemblea aperta ai tesserati e ai simpatizzanti. Obiettivo: mettere alcuni punti fermi in uno scenario che in vista delle amministrative nuoresi nel campo largo è quanto mai aperto. Rosa Canu di Uniti per Tode, la cui candidatura non era stata ufficializzata ma era nell'aria, alla fine ha fatto un passo indietro. Prima di lei era tramontato il nome del pentastellato Emiliano Fenu, mentre non è mai realmente decollata l'ipotesi dell'attuale commissario straordinario Giovanni Pirisi. Il centro-sinistra si ritrova così a ripartire da capo, ma nessun partito può avanzare diritti di prelazione. È il progetto che conta, quindi un sindaco o una sindaca oggi devono incarnare questo progetto, serve una figura di grande capacità pianificatoria e di grande abilità politica. Noi abbiamo affidato alla presidente Todd il compito di fare una sintesi dei desideri, delle indicazioni dei partiti e dei cittadini. Il sindaco, come abbiamo già detto, viene fuori da un ragionamento di coalizione, un ragionamento che viene fatto sul tavolo del campo largo, al quale stiamo addivenendo. Una serie di tematiche che non possono essere affrontate senza contestualizzarle nella vera opportunità per il territorio, quella dell'Einstein Telescope. Salvare la città, perché è una città che ha smesso di produrre, ha smesso di avere un ruolo regionale, quindi bisogna recuperare la sua centralità attraverso una nuova politica di produzioni. Adesso c'è l'industria delle onde gravitazionali con l'Einstein Telescope che postula, richiede, esige di riconfigurare la città e di dare nuovi servizi molto più avanzati